Venezia ha saputo valorizzare in maniera strategica la sua conformazione, sfruttando determinate isole proprio con delle finalità peculiari, creando lazzaretti ma creando anche ospedali specializzati, e quindi il frazionamento in realtà, abilmente guidato e coordinato dai provveditori alla sanità, è stata una risorsa per Venezia e non una complessità problematica, ecco. Il tema che abbiamo affrontato oggi è proprio questo. Non volevamo parlare né di storia né di attualità, ma dei parallelismi, dei legami, quello che ho chiamato il fil rouge. E credo che con Giorgio Palù, che da par suo è straordinario anche nel delineare collegamenti che vanno dalla filosofia alla scienza, abbiamo fatto capire che la risorsa di questa serata era proprio questa, era valorizzare i parallelismi e le liaison. Professore, quando la medicina non aveva le basi per affrontare la pandemia in questo modo, qual era il metodo scientifico per provare ad arginare il contenimento della pandemia, insomma? Era quello che si basava sulle conoscenze di allora, le conoscenze mediche, come ho citato Girolamo Fracastoro. Ecco, allora aveva già instillato quelle che erano le basi per la diffusione e il contagio delle malattie infettive. Quindi il concetto c'era anche dalla medicina tradizionale, che era quella greco, latina e araba, quindi alcune nozioni c'erano. Però le malattie infettive erano viste sempre come una calamità, come una congiuntura astrale, quindi ecco, è nel Cinquecento che si comincia a ragionare in termini scientifici. Girolamo Fracastoro, un medico, professore padovano, e i veneziani colgono rapidamente questi aspetti e li applicano, ed è la prima applicazione di sanità pubblica. E invece prima diceva che abbiamo la memoria corta, c'è molto lavoro ancora da fare, probabilmente Venezia potrebbe essere anche la sede giusta per un luogo di ricerca e studio e informazione. Io credo sia il luogo ideale per la formazione, non certo per la ricerca, per motivi logistici che è inutile sottolineare, ma sicuramente è un luogo che può convocare scienziati da tutto il mondo, esperti da tutto il mondo, a discutere anche progetti di ricerca, valutare progetti di ricerca, dare degli indirizzi e soprattutto fare formazione, ce n'è bisogno. Fake news sul Covid, quali sono le responsabilità penali di chi diffonde notizie false su questo argomento? Ce ne possono essere molteplici. Anzitutto si possono creare ingiustificati allarmi e quindi reato di procurato allarme, oppure si possono creare abbassamenti di livelli di protezione e quindi rischi di ingenerare situazioni che possono avere pericolo per la sanità pubblica, quindi tutti i reati contro la sanità pubblica che in qualche misura possono essere attinti da comportamenti che abbassano i livelli precauzionali imposti dalla legge o imposti da leggi, regolamenti e normative.